Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Siamo con Roberto Marcato. Allora, Presidente, 1 o 2 giorni dedicata soprattutto ai più giovani, a dimostrazione che questo sport si conferma sport per tutti, non solo per persone di una certa età, ma è uno sport appunto molto inclusivo. È proprio così. Noi oggi ospitiamo la quarta tappa di questo circuito Junior Prestige, su cui la Federazione Bocce investe molto, proprio per fare la promozione dell'attività giovanile. Noi oggi abbiamo circa 70 ragazzi provenienti da tutta Italia, dalla Sardegna, dalla Puglia, dal centro Italia, quindi tutti i migliori giovani under 15 under 18 del paese si incontrano oggi qui per sfidarsi in questa manifestazione. Lì la Federazione Bocce ha insistito molto per farci ospitare, grazie al fatto che è la seconda volta che noi ospitiamo questa manifestazione. 2 anni fa fu la prima, e perché oramai abbiamo consolidato una capacità organizzativa frutto del lavoro di tutti i miei collaboratori, dei volontari eccetera, e quindi questo per noi è anche un elemento di orgoglio. Proprio in virtù di questa manifestazione la Federazione ci ha anche assegnato, che si svolgerà però i primi giorni di dicembre, la finale di Coppa Italia per club, che è una delle 2 manifestazioni più importanti dell'anno insieme ai campionati italiani di categoria, e quindi noi avremo anche questa opportunità fra qualche mese di ospitare i migliori giocatori delle squadre che hanno i migliori giocatori in Italia. Assessore e vice sindaco Tomaello, ancora una volta Bocce protagoniste nel veneziano, con 1 o 2 giorni dedicata soprattutto ai più giovani. L'importanza di questo evento per il territorio del comune di Venezia? Beh, sicuramente è un bel evento perché coinvolge tantissimi bambini, tantissimi ragazzi in questa disciplina così particolare, soprattutto un'occasione in questi giorni per riempire anche tutte le strutture, i bocciodromi del nostro territorio, perché oltre a quello centrale di Favaro Veneto saranno coinvolti tutti i bocciodromi a terraferma. È una giornata non tanto bella, però comunque è prevista una buona partecipazione. Assolutamente sì, ci sono tante persone, tanti atleti che vengono anche da fuori Veneto, e quindi insomma, vedendo anche il tempo che non è dei migliori, meglio stare dentro, venire dentro una di queste strutture, passare qualche ora ad ammirare questi piccoli campioni. Dicevamo, tanta voglia di riprendere a fare sport, anche questo tipo di sport dopo soprattutto l'emergenza pandemia. Sì, assolutamente, abbiamo cercato poi di sistemare anche il bocciodromo qua di Favaro Veneto, adeguando gli spogliatoi, sistemando un po' le strutture in generale per dare l'opportunità appunto di giocare. Poi soprattutto dopo la pandemia, che queste strutture erano chiuse perché non potevano fare attività indoor, adesso invece finalmente possono anche fare tanta attività nel pieno del loro sviluppo. Si diceva appunto il Comune ha sistemato alcuni impianti. Quali sono i prossimi interventi sempre per i bocciodromi? Qua prossimamente verrà fatta anche una pedana per permettere anche agli atleti con disabilità di fare attività sportiva. Questa è una cosa importante su cui crediamo, perché l'inclusione di tutti gli atleti con disabilità o senza disabilità insomma è una cosa importantissima su cui crediamo, quindi adeguare da quel punto di vista le strutture per permettere l'accesso a tutte le persone è sicuramente qualcosa su cui crediamo, e a Favaro sarà uno dei primi bocciodromi che vedrà questo intervento. Trofeo Corò Lucarda. Allora siamo qui con uno dei main sponsor. L'importanza di sponsorizzare un evento del genere, soprattutto dedicato ai più giovani. Ecco, sì, grazie, mi hai dato il là per partire nel migliore dei modi, per sponsorizzare il torneo di ragazzi giovani. Per noi sponsor, parlo anche per credo le altre ditte, le altre persone che sponsorizzano questi eventi, quando vedi come in questa mattina di sport nella bocciofila di Favaro Veneto, quando vedi questi ragazzini così giovani che cominciano sin da piccoli a interpretare questa passione, che poi non sarà la loro passione del futuro o quando arriverà il successo, questo non è importante. È importante vedere questi ragazzini che con tanto entusiasmo, con tanta volontà e con tanto agonismo si avvicinano allo sport.
La mia azienda, il Mobilificio Corò, da una vita cerchiamo di essere presenti nelle varie società sportive, perché non è l'unica società con la quale io collaboro come sponsor, e questo lo facciamo soprattutto perché crediamo che sia il volano più importante per far sì che i giovani rimangano in ambienti sani, in ambienti puliti, dove possono crescere in maniera molto, molto corretta per il proseguo della loro vita. Allora, l'importanza di sponsorizzare eventi del genere dedicati ai più giovani in particolare. Sì, ci riempie il cuore, perché questa mattina qua alle 9 vedere dei ragazzini impegnati in questi campi con l'impegno che ci stanno mettendo è una cosa veramente diversa, quindi per noi sponsorizzare veramente anche i giovani ci riempie ancora di più il cuore, okay? Perché siamo abituati a sponsorizzare anche altre cose. Io da poco, sono 2 anni che sono entrato in questo bocciodromo fantastico, perché è una realtà veramente bella, cioè sapere che in questo bocciodromo vengono ragazzi a livello nazionale e si misurano, ma con una serietà, una professionalità che neanche nel calcio non trovi giovani così orgogliosi e fieri di mettersi a confronto, e mi sta riempiendo il cuore vederli giocare. Quindi per me da imprenditore diversificare anche gli investimenti sulla sponsorizzazione in questo settore mi riempie di gioia, insomma, ecco, quindi è giusto dare anche luce a questi ragazzi che portano l'immagine di noi italiani anche a livello nazionale, okay? Quindi complimenti a questo bocciodromo, che sicuramente è una realtà bella e importante a livello nazionale.